Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Mercoledì 15 luglio veniamo all'aggiornamento sui mercati. Partiamo oltreoceano, Wall Street, Standard & Poor's 7557 la quota punti, percentuale in verde dello 0,19%, ed è in verde con uno 0,28% anche quella che ci racconta il Dow Jones con una quota punti di 52.661. Nasdaq 29.363 meno 0,75%, 0,44% per Russell 2000, 2977,80. Vediamo il VIX, l'indice della volatilità, altresì detto indice della paura, 16,1. Valutario dollaro 100,7, euro dollaro 1,14, sterlina dollaro 1,34. Passiamo alle materie prime. L'oro non cresce, meno 0,15%, 4.046 dollari all'oncia, 78 i dollari al barile circa per il petrolio, anche in questo caso percentuale rossa, meno 1,53%. Titoli di Stato, BTP Bund 82,130, una parentesi sulle criptovalute, Bitcoin 65.291 dollari, 1.927 sono i dollari per Ethereum. Sono le 17.32 concluse quindi da 2 minuti le contrattazioni in Piazza Affari. Vediamo come si chiude questo mercoledì 15 luglio per l'Eurozona. Partiamo dall'indice di casa nostra, chiude così FTSE MIB 52.451 la quota, meno 0,78 la percentuale. 0,15% l'unica percentuale in verde dell'Eurozona per il mercato francese, CAC 40, 8.379 la quota, 19.269 la quota punti per IBEX 35, meno 0,45 per il mercato spagnolo, meno 0,51% per il DAX, 25.018 la quota, 10.511 per il mercato inglese, la percentuale per UK 100 è rossa, meno 0,17%. E infine lo Stoxx 50 che ci racconta i 50 principali titoli europei, ci dà una percezione rispetto alla giornata, ci dice questo: una quota punti di 6.266 e una percentuale negativa in rosso, meno 0,22%. E questi gli aggiornamenti per quanto riguarda i mercati per la giornata di oggi, mercoledì 15 luglio. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata.